Siamo onorati stasera di conferire la cittadinanza onoraria di Borgo Mantovano a Maria Zuccati. Maria Zuccati è stata partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale, ha salvato tantissimi soldati italiani dopo l'8 settembre 1943, portandoli in salvo con gli stratagemmi più curiosi e mettendo appunto in salvo tantissimi nostri soldati, altrimenti destinati ai campi di sterminio in Germania. E il suo impegno a favore delle donne, a favore dei diritti, delle pari opportunità dei lavoratori e delle lavoratrici è stato instancabile. Per tutte queste motivazioni, per noi è giusto che diventi cittadina del nostro comune e siamo profondamente onorati di questo. Prima donna eletta nel Consiglio provinciale di Mantova e poi assessore comunale, Maria Zuccati, in qualità di presidente provinciale dell'Unione Donne Italiane, ha contribuito ad affermare in ogni campo la parità di genere e la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministrazione comunale di Borgo Mantovano, in continuità con gli importanti e indissolubili legami con i martiri Carlo Poma e Don Bartolomeo Grazioli, ha l'onore di conferirle la cittadinanza onoraria come espressione di stima e gratitudine per la sua lunga e laboriosa attività. Grazie. Maria è una delle figure più belle che noi in provincia di Mantova possiamo onorare. Questa sera siamo veramente orgogliosi che il comune di Borgo Mantovano, come fra i primi atti come nuovo comune, abbia deciso di dare la cittadinanza onoraria ad una donna come Maria Zuccati. Questa sera la sua presenza è dedicata ai valori della libertà e della democrazia e per esprimere il nostro sincero apprezzamento per ciò che avete compiuto e che ci avete trasmesso nel custodirne i valori. È un grazie sincero al Consiglio di Borgo Mantovano che ha proposto questa iniziativa per trasmettere questo patrimonio di valori alle nuove generazioni. Dire che sono emozionata è poco, sono molto emozionata, per di più sorpresa, innegabilmente sorpresa e naturalmente felice e onorata. La decisione del vostro Consiglio Comunale di indicarmi e scegliermi per un tale riconoscimento, la cittadinanza onoraria, mi ha riempito di orgoglio, di riconoscenza, ma anche di un bel batticuore. Cittadina onoraria di Borgo Mantovano, il comune che rappresenta oggi, dal 2018, le storie dei comuni di Revere, Villa Poma, Pieve di Coriano, in esso confluite. Quando le truppe tedesche, appoggiate dai fascisti, occuparono l'Italia, Mantova compresa, avevo 14 anni. L'8 settembre 1943 segna non solo la fine e la sconfitta del fascismo, ma anche l'inizio della resistenza. Non mi stancherò mai, e finché potrò, di andare nelle scuole, nelle assemblee, nelle ricorrenze, per ricordare le partigiane. Io non sono stata una partigiana e non ho mai chiesto un riconoscimento per quello che ho fatto. Per ricordare le partigiane, le donne che anche nella nostra provincia sono state attive e presenti nella resistenza. Sì. Non è tremata. No, beh, insomma. Quella mai. È tremata. Allora, diamo applauso. Ringrazio infinitamente Borgo Mantovano, il suo sindaco che è qui, che mi abbraccia e io sono contenta. Mi hanno dato un riconoscimento che veramente era inaspettato, ma mi piace moltissimo. Grazie.